Essere qua. L'Istituto Veneto è un istituto che incarna l'interdisciplinarietà e sono qui un po' a parlarvi dell'interdisciplinarietà nel campo, in questo caso, delle scienze della vita. Allora vi presento se riesco, un po' l'agenda di oggi, cioè il programma. Quindi vi parlo prima di tutto di Mind, che è un campus come ecosistema per l'innovazione delle scienze della vita. Vi presento un po' l'idea della ricerca di Human Technopole con un nuovo istituto e vorrei parlare anche un po' delle sfide della ricerca contemporanea. Poi parlerò delle piattaforme nazionali, che secondo me è un modello anche non soltanto scientifico, però anche economico, per rendere la ricerca, i costi della ricerca sostenibili. E poi parlerò sul trasferimento tecnologico, che secondo me è importante specialmente nel prossimo futuro per noi scienziati, perché abbiamo anche la responsabilità di creare valore economico. Secondo me la ricerca di base non verrà sostenuta se non riusciremo anche a trasferire le nostre conoscenze e anche per la salute pubblica. Ecco, su questo quindi comincio con il primo, quindi vi parlo di Mind. Cos'è Mind? Mind Innovation District. Qui c'è un video che vi mostra un po' quello che sta succedendo in questo campo. Siamo fuori Milano, sempre Milano, siamo al confine tra Milano e Rho, e tutto il campus è gestito da Rexpo e da Lendlease, che si occupano di tutta la parte organizzativa, il concetto del campus e anche la costruzione. Vedete che è un campus molto grande, è una partnership pubblico-privata. Qui vedete il cantiere dell'Università di Milano che sta costruendo quindi gli edifici, si sposterà, tutta la parte della scientifica verrà quindi in questo campus. Il campus è, come vedete, molto grande, ci sono appunto dei soci fondatori. Vedrete che c'è Human Technopole come uno dei poli principali scientifici. E queste sono le varie realtà, sono anche includono anche industrie, Illumina per esempio, AstraZeneca lì. Quindi è un campus che è sorto dopo la Rexpo, che ha avuto un grande successo, è stato praticamente riconvertito in una zona pensata per creare sviluppo tecnologico nel campo possibile delle scienze della vita. E Human Technopole è stata quindi che è derivata anche, questo è il Palazzo Italia, che era iconico nei tempi dell'Expo, ed è la sede di Human Technopole, che è una fondazione privata istituita nel 2018, e che continua, non soltanto per fare ricerca, ma anche per mettere a disposizione le piattaforme nazionali. Adesso vi parlerò di queste piattaforme, e come missione anche di fare il trasferimento tecnologico. È importante perché in realtà è una fondazione, però è supportata dal pubblico, quindi dai ministeri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Salute e dell'Università della Ricerca. Quindi direi che una delle buone cose che i ministeri hanno fatto per la scienza, e forse anche per tutti noi. La sua missione è quella di migliorare la vita umana e la tecnologia, quindi sviluppo tecnologico, investendo nella ricerca sanitaria. Quindi noi studiamo l'uomo e la patologia umana. E l'idea non soltanto di studiare le malattie, ma anche di aumentare la capacità di prevenire queste malattie e poi sviluppare, per studiare queste malattie, un approccio interdisciplinare. Per questo dico che essere qui all'Istituto Veneto è particolarmente importante. Questo è il campus oggi, vedete Palazzo Italia, il centro l'Albero della Vita, iconico. Lì intorno ci sono i laboratori. Palazzo Italia in realtà non contiene laboratori, veramente qualcosa di minimo come computers, eccetera, però la maggior parte dei laboratori sono fuori perché sono strutture in realtà in gran parte temporanee. Il campus di domani, quindi Palazzo Italia, rimarrà, un palazzo molto bello. I laboratori, alcuni laboratori rimarranno, altri verranno smantellati perché sono
sono transitori, e poi c'è la costruzione di un nuovo edificio, completamente nuovo, un edificio che dovrebbe anche essere iconico, che ospiterà i laboratori. Ecco, questo è il piano, diciamo, già praticamente in attuazione, che ci porterà fra qualche anno ad avere veramente un grande istituto di ricerca in quel campus. Allora, Human Technopole in questo momento ha quasi 500, oltre 500 persone. Guardate il breakdown di questi numeri: 53%, quindi un buon 50%, buon gender balance. 24% del personale internazionale, sono 41 nazionalità e 403 scienziati. Le altre persone sono personali di supporto. Ci sono 26 gruppi di ricerca e 40% degli scienziati che vengono dall'estero, e riusciamo anche a far rientrare i cervelli da fuori. È bene che gli italiani vadano fuori, il problema è farli ritornare, questo è il problema. Abbiamo ovviamente alcuni parametri che sono di successo, tante pubblicazioni, ovviamente pubblicazioni su giornali scientifici internazionali, che sono quindi come si dice, sono valutati da esperti internazionali. Riusciamo a avere non soltanto i soldi dei ministeri, ma anche a portare finanziamenti esterni, tantissimi dall'Europa, ma non solo dall'Europa. Abbiamo vari corsi di formazione scientifica, tantissimi corsi per gli studenti, i postdoc, i ricercatori che vengono da diverse parti d'Italia e anche da diverse parti del mondo. Abbiamo cominciato ad avere i primi brevetti e abbiamo 184 progetti svolti, approvati per le piattaforme nazionali. Quindi facciamo progetti per il resto dell'Italia e vi parlerò un po' di questo. Vorrei adesso spiegarvi un po' il concetto di ricerca Human Technopole, perché è molto, oserei dire, molto innovativo, secondo il mio punto di vista, e cercherò di spiegarvi il perché. A cominciare dal fatto che il nostro problema è quello di capire la complessità di noi stessi, delle nostre cellule e di noi come organismi. E quindi, usiamo questa metafora. Noi riusciamo a capire qualcosa sugli ingranaggi, per esempio gli ingranaggi di un orologio, ma il problema è quello di capire veramente la complessità di tutto l'orologio. E questa è la grande difficoltà, passare da questi meccanismi che sono specifici e piccoli a qualcosa di molto più complesso come siamo noi. È difficilissimo farlo. E ovviamente la metafora, nel caso della biologia, si traduce dal DNA, che è il nostro codice. Il professor Lambrini parla da un bellissimo esempio. Noi abbiamo il codice del nostro genoma e questo codice deve essere veramente fedelmente copiato. Parlavamo prima durante la presentazione. Le nostre cellule fanno un ottimo lavoro di copiatura. Se non lo facessero saremmo veramente pienissimi di mutazioni e moriremmo. Quindi questa è l'idea, passare quindi dal DNA, dal genoma all'organismo. Difficilissimo. Guardate questo caso, sono due gemelli, hanno la stessa mutazione, una mutazione in un gene che si chiama neurofibromatosi 1, che dà dei fenotipi molto diversi, come potete vedere. I due gemelli, identici quindi uno ha dei tratti somatici purtroppo devastanti. Ma questo vi illustra il fatto che sapere per esempio i difetti a livello del codice non è sufficiente per capire cosa succede a livello di un organismo. Tutti i due fratelli sono malati, sono veramente gemelli identici, pensate. Però la malattia si manifesta in maniera molto diversa. Ecco, andare dalla scala molecolare fino alla scala dell'organismo è una grande sfida per tutti noi e quindi una sfida che noi dobbiamo cominciare ad affrontare. Questo vi illustra un po' il problema che abbiamo, la complessità del problema che abbiamo. E quindi capire i meccanismi delle malattie e curarle richiede un approccio multiscala, passare dalla scala molecolare fino alla scala dell'organismo o della popolazione di organismi. Allora, vorrei spiegarvi le proprietà emergenti, perché in realtà siamo così complessi, perché tante molecole messe insieme creano dei sistemi molto più complicati e quindi poi alla fine diventiamo noi. Noi siamo
tante molecole messe insieme. Ecco, pensate per esempio allo stormo di uccelli. Ogni uccello che si muove deve relazionarsi agli altri uccelli e tutti insieme quindi creano queste proprietà emergenti in cui lo stormo delle proprietà derivate dal fatto che ogni uccello insieme agli altri crea delle dinamiche, delle complessità che sono superiori alla somma di ogni componente singolo. La stessa cosa la potete vedere nel caso della coreografia, in questo caso dello sviluppo di un embrione, in cui le cellule, come uno stormo di uccelli, devono andare insieme, in sincronia, devono muoversi, devono relazionarsi l'uno con l'altro, in modo da creare queste strutture complesse come alla fine diventiamo noi. Noi siamo delle strutture estremamente complesse. Ecco, ci vuole quindi un concetto di interdisciplinarità, perché questi problemi non possono essere risolti a livello di ogni singola scala. Dobbiamo passare da una scala di complessità all'altra. Ogni scala ha le sue complessità, però passare da una scala all'altra è difficilissimo oggi. In realtà oggi direi che i metodi che abbiamo a disposizione sono veramente pochissimi. E qua vorrei citare Catherine Lyell, che ha scritto dei libri sull'interdisciplinarità. Sentite un attimo cosa dice. Per esempio, se le istituzioni vogliono intraprendere una strategia di successo per promuovere l'interdisciplinarità, è necessario che ci sia chiarezza di intenti. Quindi dobbiamo parlarci e bisogna essere molto chiari riguardo alle missioni che ci proponiamo. Se le istituzioni devono sviluppare un'interdisciplinarietà efficace, questo richiede un approccio a livello dell'intera istituzione per superare le numerose barriere accademiche e amministrative esistenti. Quindi parlare di interdisciplinarietà significa che dobbiamo dotarci anche di metodi per poterla implementare. E vorrei parlarvi appunto, qua vorrei essere addirittura anche provocatorio, se mi permettete, nel senso che la classica organizzazione accademica è un'organizzazione dipartimentale. Un dipartimento, non so, per esempio il dipartimento di genetica, si occupa di genetica, il dipartimento di biochimica, eccetera. Ecco, questo tipo di organizzazione, che magari a livello amministrativo va benissimo, non funziona più a livello di scienza, perché oggi uno scienziato deve fare più cose. Quindi se dal punto di vista diciamo organizzativo è un'organizzazione ben rodata e ben collaudata, purtroppo crea delle barriere di flusso di informazioni, di pensiero da una disciplina all'altra. Quindi bisogna ripensare al modo di organizzarci anche, quello che diceva Catherine Lyell. L'istituzione deve organizzarsi in qualche modo. Ecco, quindi quello che vediamo noi è che il modello al quale stiamo pensando è di avere dei gruppi di ricerca che non sono quindi inscatolati in discipline particolari, ma sono in realtà molto più comunicanti e sono supportati di infrastrutture di ricerca condivise. Perché? Perché le tecnologie che abbiamo a disposizione e che dobbiamo usare per risolvere ogni problema sono diverse e devono essere usate tutte insieme, per soddisfare ogni singola domanda. Quindi questo presuppone che il problema va risolto quindi ripensando alla struttura di fare ricerca. Gruppi più piccoli e snelli che promuovono quindi l'interdisciplinarietà della ricerca, sfruttando infrastrutture di ricerca condivise, uno sviluppo tecnologico affidato anche alle infrastrutture di ricerca. Quindi le infrastrutture di ricerca, vi spiegherò cosa sono, devono anche fare sviluppo tecnologico e ottimizzare le risorse, i costi e la sostenibilità della ricerca, perché i costi sono oggi altissimi e bisogna quindi essere in grado di affrontarli. Ecco, su questi temi bisogna che pensiamo non soltanto come chiarezza di obiettivi, ma anche come organizzazione per seguirli. Allora, il piano strategico di Human Technopole si basa su 4 obiettivi: ricerca all'avanguardia, infrastrutture condivise, e ve le spiegherò, per la comunità scientifica nazionale, non soltanto per la ricerca intramurale, formazione scientifica avanzata e trasferimento tecnologico. Ecco, questi sono i 4 obiettivi del piano strategico Human Technopole. E guardate, per spiegarvi gli obiettivi e le incredibili opportunità che abbiamo oggi a disposizione, vorrei farvi notare che abbiamo delle tecnologie straordinarie, non avevamo mai avute prima. Alcuni colleghi
che conosco molto bene, sanno benissimo come la scienza si è evoluta in modo da darci delle armi che qualche decennio fa erano impensabili. Abbiamo il genoma, il codice, noi sappiamo il nostro genoma, tutta la serie di lettere del nostro DNA che danno le istruzioni per sviluppare i nostri organismi. Abbiamo dei metodi che derivano dai batteri, pensate, per modificare il genoma. Abbiamo delle cellule che possiamo derivare da pazienti, per esempio, riprogrammarle in modo da creare in vitro determinate funzioni delle nostre cellule. Possiamo fare dei tessuti artificiali, ancora primitivi, ma siamo in grado di fare dei tessuti, delle culture molto complesse. Abbiamo tecniche per guardare, per investigare i meccanismi all'interno di una cellula con delle risoluzioni mai viste prima. Quindi possiamo guardare le strutture. Abbiamo dei terapeutici macromolecolari. Vi ricordate il vaccino RNA messaggero? Il RNA messaggero è una macromolecola, non è un solito vaccino, è qualcosa di straordinario, ma questo è la premessa a avere dei nuovi tipi terapeutici, basati sull'RNA, ma anche su proteine. E abbiamo l'intelligenza artificiale, lo vedete anche voi ogni giorno. Noi siamo dei consumatori, degli inventori e dei consumatori di ricerca di intelligenza artificiale, quindi lo siamo. Quindi abbiamo dei metodi straordinari, questo ci dà delle possibilità a livello di ricerca che sono impensabili fino a qualche tempo fa. E bisogna applicarle, quindi. Nel caso di Human Technopole sono applicate in aree di ricerca, come la genomica, per esempio, la neurogenomica, la biologia cellulare molecolare, la biologia strutturale, guarda le strutture delle molecole, la biologia computazionale, che usa ovviamente intelligenza artificiale, health data science, che è la scienza che permette di guardare, vi darò un esempio, le cartelle cliniche dei pazienti e metterle in relazione con i dati di omica, per esempio l'analisi del sangue, ma anche dati di omica più sofisticati, come per esempio il sequenziamento di un genoma. E l'uso della fisica e della matematica per fare dei modelli, che sono dei modelli predittivi. Queste sono le aree, ma invece di pensarle come dipartimenti, ognuno a sé stante, proviamo a pensarli in maniera diversa. Proviamo a metterli appunto su queste scale. Queste tecnologie ci permettono di andare dalle molecole alle molecole che si formano alla fine degli organelli subcellulari, alle cellule, ai tessuti, all'organo, all'individuo, alle popolazioni di individui che possiamo guardare con la genomica. Quindi queste tecnologie ci permettono effettivamente di fare la ricerca multiscala, dalle molecole alle popolazioni di individui. È qui che dobbiamo produrre questo sforzo. E questo perché l'interdisciplinarietà è evidentemente importantissima per raggiungere questo obiettivo. E noi Human Technopole lo vogliamo fare non in isolamento, ma collaborando col mondo accademico, ovviamente, con la clinica e con l'industria. Perché senza questi partner noi saremmo ancora troppo piccoli, troppo isolati, troppo inefficienti. Ma lavorando insieme e creando un piano di ricerca a livello, direi, quasi nazionale, potremmo effettivamente allora battere la concorrenza e arrivare anche soprattutto a battere la concorrenza dei grandi meccanismi, dei grandi interrogativi ai quali dobbiamo rispondere. Ecco, vi do un esempio. Nel caso, per esempio, delle malattie cardiovascolari e metaboliche. Noi abbiamo una collaborazione con la rete cardiologica. Questo ci dà informazioni su pazienti riguardo al loro stato di salute a livello cardiometabolico. Possiamo guardare la genomica, questo per esempio, come potete vedere, è un consorzio con vari ospedali, IRCS e anche industrie, che ci permette quindi di mettere insieme i dati di tanti pazienti che sono malati oppure hanno delle possibilità magari di ammalarsi di malattie cardiometaboliche. Possiamo poi guardare a livello, per esempio, dei dati che abbiamo a disposizione delle immagini, MRI per esempio, dei pazienti, guardare per esempio come in questo caso il cuore, il fegato, eccetera, a che livello veramente sono in un paziente. Possiamo guardare poi quello che succede a livello di meccanismi, possiamo prendere le cellule di quel paziente o ingegnerizzarle secondo
la malattia che hanno e riprodurre in vitro la malattia. Possiamo andare poi a livello di molecole, guardare quali sono le molecole che sono codificate in quel gene che è malato. Quindi possiamo fare della ricerca che va dalle molecole alla popolazione. E solo in questo modo riusciremo, con più dati, riusciremo veramente a capire cosa sta succedendo in quei pazienti. Quindi i vantaggi della ricerca multiscala condotti in questo modo sono questi: che abbiamo un approccio olistico alla ricerca, non ci focalizziamo su una sola disciplina che è insufficiente per capire la malattia, come la genomica è necessaria però non sufficiente. Favorire la ricerca finalizzata, eliminare le ridondanze, favorire il flusso di informazioni. Questo è il modo in cui noi pensiamo come organizzare la nostra ricerca, quindi molto più programmatica, dando ovviamente libertà sempre, però cercando di essere più effettivi in modo da essere interdisciplinari. E questo esempio delle malattie cardiovascolari metaboliche vi dà un po' un'idea di come quindi vogliamo svolgere la ricerca, ma non soltanto per le malattie cardiometaboliche, ma anche quello che abbiamo i flagship research program, i programmi di elezione dell'istituto, che sono immunogenomica e cancro, malattie del neurosviluppo, neuropsichiatriche, ciliopatie, che sono delle malattie particolari di un organello della cellula che si chiama il cilio, che ha tantissimi tipi di malattie, per esempio il rene soffre di ciliopatie. Quindi sono tante malattie nostre, sono malattie a livello di organelli cellulari, colpiscono in particolare organelli cellulari e non sono uno o due geni, sono centinaia di geni. Quindi c'è una ricchezza di informazioni che dobbiamo capire a livello funzionale. E anche sviluppo di nuovi metodi che si basano ancora una volta sull'intelligenza artificiale, ma nuovi metodi, non usare metodi esistenti, ma svilupparne di nuovi per capire appunto fare la ricerca multiscala. Ecco, questa è l'idea dei flagship research program di Human Technopole. E cosa sono gli obiettivi? Migliorare la diagnostica, innovare la diagnostica, la prevenzione specialmente, meglio ancora prevenire le malattie che curarle. E però anche soluzioni terapeutiche. Come vi ho detto, ci sono delle possibilità nuove, quindi ci sono delle idee nuove di come creare dei nuovi terapeutici. Quindi le sfide della ricerca contemporanea da una parte sono diverse. Da una parte bisogna bilanciare l'interdisciplinarità, lo sviluppo tecnologico, l'intelligenza artificiale, big data, tanti dati di genomica che noi produciamo. Dall'altra parte ci sono altri problemi di etica anche, accesso a dati di pazienti, la sostenibilità, tutto questo costa un sacco di soldi. La formazione, bisogna avere tecnici specializzati, ragazzi che devono imparare a queste tecnologie nuove e una certa responsabilità sociale, la quale noi dobbiamo prendere atto. Abbiamo una certa responsabilità, secondo me, di vari livelli, ma anche di ridare quelli che pagano le tasse qualcosa indietro come benefici. Non è soltanto ricerca per la conoscenza, è senz'altro importante, ma è ricerca anche per alla fine migliorare la nostra vita. Ecco, questa è un po' l'idea. Quindi vorrei dirvi anche adesso come pensiamo di sopportare la sostenibilità. Allora, le piattaforme nazionali. Cosa sono le piattaforme nazionali? Prima di tutto, cosa sono? Sono delle piattaforme che sono state quindi concordate con i ministeri in risposta alle esigenze del mondo scientifico nazionale, prima ancora della nascita di Human Technopole. E sono delle piattaforme che mettono a disposizione tecnologie più avanzate nel campo della genomica, della modifica del genoma in modo da ricreare modelli di malattia studiabili nella piastra Petri, la microscopia ottica che ha fatto passi da gigante, vi darò un po' qualche esempio, gestione e analisi di dati e biologia strutturale. E questi sono i 5 grandi, aree di piattaforma per le quali abbiamo tecnologia. Ma la cosa in particolare di Human Technopole è che queste piattaforme non sono controllate dai gruppi di ricerca, sono indipendenti di gruppi di ricerca. Questa è stata una cosa che io ho introdotto venendo come direttore di Human Technopole. Perché? Perché i ricercatori di Human Technopole devono essere degli utenti, non possono controllare, quindi appropriarsi delle tecnologie, devono essere dei clienti di queste tecnologie.
Però questo permette alla comunità nazionale, scientifica nazionale, di poter accedere a queste tecnologie, perché quindi ognuno deve accedere in maniera democratica. E le piattaforme nazionali devono anche fare sviluppo tecnologico, quindi avanzare anche la tecnologia in modo da rispondere sempre meglio a nuovi quesiti scientifici. Ecco, questa è l'idea. Allora, per darvi un po' l'idea delle piattaforme, pensate alla genomica. Quindi identifichiamo una variante genetica associata a una malattia. Cosa possiamo fare con quella? Beh, possiamo generare delle linee cellulari che riproducono quella mutazione e studiarle quindi in vitro. Possiamo quindi poi studiare la localizzazione di queste molecole con la microscopia. Possiamo guardare l'analisi dei dati e dei risultati che abbiamo di omica e di microscopia e poi alla fine arrivare fino a comprendere la struttura tridimensionale di quella particolare molecola. Questa è tutta la filiera di tecnologia che ci serve per andare effettivamente a fare questa ricerca multiscala di cui vi ho detto prima. E quindi è una filiera. Quindi non possiamo avere una tecnologia alla volta, dobbiamo averle tutte a disposizione, bisogna passare da una tecnologia all'altra per risolvere appunto questi problemi. Ecco il perché bisogna rendersi conto che questa è sono diverse piattaforme ma concatenate funzionalmente una con l'altra e ci servono praticamente tutte. Allora, l'interessante per esempio, vedete qui, vi mostro, questo è un dato del mio laboratorio, fatto in collaborazione con l'analisi di immagine fatta a Human Technopole. Questo è un pezzo di fegato umano di una particolare malattia, purtroppo molto devastante, e vi mostra qui che con l'analisi computerizzata noi riusciamo a guardare, a vedere ogni singola struttura all'interno di quel pezzo di tessuto e classificarla. E scoprire quindi che ci sono dei difetti che altrimenti con i dati di omica, proteomica, metabolomica, eccetera, non riusciremo a capire. E questa è un'analisi molto sofisticata che per esempio in America ancora non si riesce a fare, eccetto in pochi casi. Perché non si riesce a fare? Semplicemente perché c'è bisogno di molto sviluppo e in questo momento si tende a collezionare i dati ma poco ancora da analizzarli. Perché? Perché c'è bisogno di sviluppo di tecnologie in modo da annotare tutte queste informazioni non manualmente uno con l'altro, ma in realtà farle fare a un computer. Una volta che noi insegniamo al computer a farlo, il computer poi può farlo sezione per sezione di queste analisi e vederlo quindi in maniera molto, molto più efficiente perché è automatizzata. Ecco, questo è un esempio della patofisiologia, dell'analisi patoistologica che verrà nel futuro. Riusciremo a fare queste cose anche negli ospedali, tirando fuori delle informazioni che oggi sono impensabili. Allora, perché devono essere delle piattaforme separate dalla ricerca e ognuna di queste è tutte centralizzate? Perché io come ricercatore non posso avere il mio microscopio perché è mio, ma lo devo condividere? Perché ho bisogno di tante cose, non ho bisogno soltanto di un microscopio, ho bisogno di tante apparecchiature. E se lo tengo per me, il problema è che la parte che non viene utilizzata è sprecata. Se invece la condivido e quindi faccio in modo che questo strumento sia utilizzabile da una comunità grande, lo faccio usare 24/7, quindi 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, quindi lo sfrutto molto di più e poi ho accesso non soltanto a quello strumento ma a tanti altri. Questa è un po' è l'idea delle piattaforme. Quindi, e poi questo sistema, che è un sistema molto ben rendicontato, anche questo è importante, avere accesso a queste cose significa anche avere accesso ai fondi per poterlo usare. Quindi questo permette un'analisi della capacità verso la domanda, fa in modo da controllare la crescita e lo sviluppo tecnologico delle strategie delle piattaforme, una pianificazione consapevole dei costi reali, perché in realtà queste cose costano, quindi noi le controlliamo a livello di costi, possiamo fare degli investimenti mirati, secondo quello che ci serve, e condivisiamo delle risorse con la comunità scientifica addirittura nazionale. Questo crea effettivamente, come potete capire, un'economia di scala, con un abbattimento di costi, perché se io uso uno strumento che costa, mettiamo, 10 milioni di euro, lo uso solo io, ha una certa efficienza. Se lo usa tutta l'Italia è tutta un'altra cosa, come potete immaginare.
Ecco, adesso dai bandi pilota che abbiamo fatto abbiamo avuto sempre più richieste, ad oggi 184 domande approvate e sono dei progetti molto complessi, per esempio di microscopia, cryo-electron sono veramente cose difficili. E questa è un po' la ripartizione delle varie aree, come dice, la genomica ovviamente è molto forte in Italia, però anche la biologia strutturale. Gestione e analisi di dati, gli italiani ancora non hanno capito quello che devono fare, non voglio essere arrogante, però l'analisi dei dati è altrettanto importante che la produzione di dati. Bisogna estrarre informazioni da quei dati. Ecco lì la comunità nazionale comincia a rendersi mano a mano conto che Human Technopole, per esempio, può dare dei vantaggi. Come vi ho detto io prima, ai dati del mio gruppo, ho potuto usare la piattaforma per poter fare delle cose che io nel mio gruppo non potevo fare, come analisi. Su questo stato dei progetti abbiamo 33 sono completati, 67 sono in corso e 84 sono per il nuovo bando, devono essere terminati. I tipi di progetti sono malattie umane, sono 80%, ovviamente la gran maggioranza. Queste sono la ripartizione. Cancro è ancora molto richiesto come progetti in Italia. Ci sono malattie neurodegenerative, malattie infettive, altri tipi di malattie. Questa è un po' la ripartizione, probabilmente nel tempo cambierà. E poi ancora quest'anno ci sono ancora 2 round, abbiamo 3 bandi per anno e quindi apriamo le piattaforme 3 volte all'anno e poi evidentemente i progetti sono valutati da una commissione indipendente, non è la nostra, che li valuta e poi li fa fare dalle piattaforme. Questa è un po' l'idea. Quindi ancora quest'anno abbiamo altri 2 bandi da soddisfare. Questo significa anche far training, perché le piattaforme hanno delle tecnologie incredibilmente performanti, però bisogna formare i nostri ricercatori. Quindi noi apriamo le porte facendo dei corsi agli utenti, quindi ai giovani ricercatori di tutte le parti d'Italia possono venire a Human Technopole e imparare a usare quei microscopi e praticamente svolgere dei progetti a Human Technopole. Per ultimo, il trasferimento tecnologico come necessità di creare valore economico. Allora, se pensate adesso, le possibilità che abbiamo sono nuove terapie, diagnostica, sviluppare anche dispositivi medici, servizi digitali, quindi analizzare per esempio i dati, e sempre di più tecnologie dirette alla medicina di precisione. Ognuno, avete visto i 2 gemelli, ognuno è diverso, ognuno di noi è diverso, è impossibile mettere insieme tutta una serie di pazienti sulla base di una malattia, bisogna guardare i pazienti in relazione al loro genotipo e a loro anche altri tratti di tipo patofisiologico e clinico, analisi cliniche. Ecco, questa è. E quindi siamo ottimisti in questo, perché le nuove tecnologie accelerano la ricerca e lo sviluppo. C'è sempre l'idea, fino ad avere i frutti della nostra ricerca passeranno 10-20 anni. Non è vero, possiamo abbattere questi costi e battere anche i tempi, possiamo ridurre i tempi, perché le tecnologie sono molto più performanti rispetto a prima. Poi un'altra cosa, le competenze industriali, quello che faceva ormai l'industria, ormai la fa la ricerca accademica, possiamo farlo noi. Vi mostrerò un esempio di robotica, per esempio. L'automazione è un caso, no? Prima l'automazione, screenare milioni di molecole, lo faceva l'industria. Ormai lo possiamo fare anche noi. E quindi le piattaforme, secondo me, sono anche un elemento interessante a livello economico per delle nuove start-up, delle nuove aziende che possiamo creare sulla base di risultati della ricerca, possono avere supporto con le piattaforme nazionali, perché potranno avere accesso a tecnologie che altrimenti sarebbero impossibile in una piccola azienda che si forma poter avere concentrate con un budget molto limitato. Quindi questa, vedete l'idea, questo è un caso dell'automazione. Possiamo screenare tutti i geni del genoma umano in qualche settimana. Possiamo screenare, ormai non è neanche più necessario screenare milioni di molecole, però centinaia di migliaia di molecole possiamo screenare su sistemi cellulari in poche settimane. Quindi possiamo andare molto più veloci se abbiamo effettivamente accesso a queste tecnologie. Questo è un caso, un elemento, per esempio addirittura la creazione di
banche di cellule derivate da pazienti sono tutte automatizzate. Praticamente non si va più a pippettare e a cambiare il mezzo, i robot ormai che lo fanno. Quindi è veramente un cambiamento, diremmo, epocale dal punto di vista anche della performance e dell'abbattimento dei costi. Per questo costa l'investimento, sì, però costa molto meno e fa meno errori. Quindi vedete i vantaggi delle piattaforme accesso on demand per le piccole aziende che si sviluppano, assunzione di personale qualificato. È difficilissimo oggi trovare personale. È difficilissimo perché i giovani si disinnamorano della ricerca. Questo è veramente un grande problema. Secondo me anche questo, l'idea di poter fare un ponte tra ricerca di base e la ricerca diciamo, della biotechnology nell'industriale sarà un modo anche per motivare i ragazzi, perché gli si dà anche delle prospettive di ricerca che non sono soltanto in accademia, ma sono anche dell'industria, che hanno ovviamente dei programmi di ricerca molto interessanti. Taglio dei costi, perché con una se ho a disposizione una piattaforma, la mia piccola industria può semplicemente pagare quello che gli serve e quindi tagliare i costi, perché non devo avere tutto all'interno, ma posso usufruire della tecnologia messa a disposizione e pago quello che compro. E accelerare la fase di produzione. Come vi ho detto, le tecnologie sono talmente performanti adesso che possiamo tagliare alcuni, veramente anni di lavoro di ottimizzazione possono essere compressi in pochi mesi. Quindi adesso vorrei semplicemente fare un po', un po' di pubblicità per una conferenza che Human Technopole sta organizzando a Napoli, Future Trends in Translational Medicine. Abbiamo tantissimi ricercatori, non solo italiani, ma da tutte le parti del mondo, che parlano della loro esperienza di come sono riusciti a trasferire le scoperte della ricerca di base in qualcosa di applicato. E nel campo del metabolismo, area interessantissima, cancro, malattie genetiche rare. L'industria ovviamente purtroppo non si interessa alle malattie genetiche rare, pensa sempre a qual è il volume di profitti possibili, quindi dobbiamo farlo noi. E terapia genica e i terapeutici a RNA, che sono veramente un modo per cambiare la medicina del futuro. E ci sono tantissime medicinali che sono in fase di sperimentazione clinica, quali sono molto ottimista. Secondo me cambieremo nel prossimo ventennio, cambieremo veramente il modo di approcciare le malattie umane con tecnologie veramente nuove, che non sono scontate. Anche questo richiedono ricerca. Ecco, per ultimo voglio darvi un po' l'idea di Human Technopole. Sta in un bel posto, in un campus pieno di attività, eccetera, però non è isolato, è in comunicazione con tutta la comunità nazionale tramite i pilastri del nostro piano strategico, ma l'idea è quella di, assieme alla ricerca delle piattaforme nazionali, di essere in simbiosi con tutta la comunità scientifica nazionale e l'industria, di poter attirare le industrie in Italia, attirare i ricercatori da tutte le parti del mondo in Italia. C'è bisogno veramente di fare lavoro di squadra per questo, perché siamo purtroppo indietro. E quindi essere veramente quello che si chiama un open innovation, un hub di open innovation nelle life science. Beh, questo è tutto quello che volevo dirvi. Spero di avervi convinto e sono pronto a rispondere alle domande. Grazie. Grazie Marino, molto